Presentazione ufficiale alla città, ai tifosi e alla stampa della Pro Favara per la stagione calcistica 2022-2023. Ieri sera il primo step in piazza Cavour, cuore della città, per la foto ufficiale, alla presenza del sindaco Antonio Palumbo, dell'assessore allo sport Angelo Airo Farulla, del dirigente comunale allo sport Giacomo Sorce, con il presidente del comitato provinciale della FIGC di Agrigento Angelo Caramanno. Sicuramente è un momento importante anche perché l'entusiasmo che si crea attorno a questi ragazzi è qualcosa di importante, si vede già in piazza la gente che si avvicina, saluta, secondo me c'è il giusto entusiasmo e da quello che vedo la proprietà ha fatto gli sforzi per creare una squadra competitiva, forte, che sicuramente ci darà delle soddisfazioni. Noi da parte nostra quest'anno abbiamo cercato di migliorare il più possibile la struttura, grazie al lavoro congiunto di amministrazione e proprietà. Quest'anno stiamo riaprendo la curva, che sarà un segnale importante per tutti i nostri tifosi. Quindi la presentazione dello staff dirigenziale, tecnico e dei giocatori nel Riad, il suggestivo giardino di Farm Cultural Park, cuore pulsante della città di Favara. A condurre la presentazione l'eccellente addetto all'area comunicazione della Pro Favara, il collega giornalista Giuseppe Piscopo. La squadra è stata notevolmente rinnovata e rafforzata con giocatori di qualità e di categoria. Il presidente Rino Castronova e lo staff dirigenziale, con al capo il DS Tino Longo, si sono mossi nel calciomercato esaudendo le indicazioni di mister Tudisco, riuscendo a comporre una rosa veramente competitiva. Pro Favara che esordirà in Coppa Italia domenica prossima contro l'Acragas allo stadio Esseneto di Agrigento, un derby che si rinnova contro i cugini agragantini e che già entusiasma e infiamma le tifoserie. Molte le aspettative per l'imminente inizio del campionato di eccellenza. La squadra è già pronta per partire? Questo lo vedremo domenica, all'inizio della Coppa Italia. Sicuramente in questo mese abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene, è una squadra per 7-8 undicesimi nuova, e quindi stiamo trovando il giusto affiatamento per disputare un campionato di primo ordine. Ci aspetta il derby, quindi già una prima battaglia che ci darà delle indicazioni. Sì, il derby con l'Acragas è un derby molto sentito, rinomato, e quindi noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti perché comunque partire bene secondo me è molto importante. Il DS si è un po' sbilanciato nella presentazione della squadra, il quarto posto dello scorso anno sta molto stretto. Ma sicuramente dobbiamo alzare l'asticella, sicuramente ci sono le aspettative da parte dei tifosi, da parte della società, da parte dell'opinione pubblica, quindi da parte nostra sicuramente dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e credo che in questa rosa ci sono tutte le credenziali per poterlo fare. Una squadra per fare un campionato importante, un campionato che possa essere una squadra protagonista, anche perché l'anno scorso abbiamo fatto i playoff facendo un buon campionato, anche se non avevamo in previsione quello che poi è successo. Quindi a questo punto col presidente della società ci siamo riuniti a fine campionato, abbiamo cominciato a lavorare da subito a maggio e dire se avevamo intenzione di fare qualcosa di meglio ancora rispetto all'anno che era appena finito, e loro mi hanno dato carta bianca. E spero di aver portato dei giocatori che possono alzare l'asticella per fare benissimo, non bene, benissimo in campionato. Società che si impegna anche per l'infrastruttura, per rendere più accogliente lo stadio. Sì, già l'anno scorso avevamo fatto qualche lavoro a spese nostre, ora con l'impegno dell'assessore dell'architetto Sorce del comune di Favara, che ci ha dato una mano d'aiuto nella fornitura delle ringhiere, e con l'aiuto di alcuni dipendenti della ditta Soggemar che sta per installare la ringhiera, cercheremo di dare agibile la curva che i tifosi da tanto tempo che aspettano questo momento e giustamente è il loro sogno. E intanto si parte subito con l'Acragas. Subito con l'Acragas, la partita la più bella che ci può essere per noi, anche per loro, speriamo bene.
Quello che voglio dire ai tifosi è che cerchiamo di andare lì per tifare, divertiamoci, dopo un periodo così brutto cerchiamo di essere tutti uniti e divertiamoci. Allora, diciamo che rispetto alla stagione scorsa abbiamo un po' alzato l'asticella, mettendo più di giocatori di qualità e non solo di quantità, quindi diciamo che dal punto di vista dell'organico si è notevolmente rafforzato, soprattutto dove eravamo carenti, e mi sembra che rispetto all'anno scorso siamo molto più competitivi. Poi dobbiamo dire pure che c'è gente di alto spessore, giocatori di alta qualità, secondo me c'è tutti i presupposti per fare bene. Presidente Caramanno, inizia il campionato di eccellenza, un campionato importante, è stato detto più volte. Qual è il ruolo delle squadre agrigentine in questo importante segmento dello sport? Ma sicuramente le squadre agrigentine quest'anno si sono attrezzate per fare un buon campionato. Agragas, Provavara e Sciacca sicuramente lotteranno per i vertici di questo campionato. Chi lo vincerà sicuramente non si può sapere, perché altre squadre fuori provincia si sono pure organizzate, come Misilmeri per esempio, so che hanno fatto una bella squadra, e altre Mazzaresi mi dicono, e quindi qua a Favara posso dire che, vedendo i nomi in questa presentazione, sono nomi di alto livello, gente che ha vinto campionati nelle altre realtà, e quindi sicuramente Favara si candierà per arrivare in alto. È chiaro che è difficile, un campionato che secondo me potrebbe somigliare più a una D2, non a un campionato d'eccellenza, però è chiaro che il buon cavallo si vede a lunga corsa, e da quello che ho visto qua a Favara la dirigenza è bella combatta, e il Favara sicuramente arriverà fino in fondo.